novità che emergono dal punto di vista scientifico a vantaggio dei pazienti? Beh, abbiamo avuto quest'anno delle importanti conferme del ruolo dell'immunoterapia nel setting dei tumori gastrici ed esofagei, in congiunzione ovviamente con la chemioterapia, ma abbiamo avuto soprattutto due studi registrativi di fase 3 che sono stati presentati nel loro risultato primario per la prima volta, uno nel campo del tumore gastrico, lo studio Spotlight nei tumori gastrici che iperesprimono una proteina che si chiama claudina 18, in cui il farmaco inibitore di questa proteina stessa aggiunto alla chemioterapia ha dato un beneficio in sopravvivenza, e l'altro studio che cambierà la pratica clinica, abbiamo lo studio Sunlight, lo studio che ha affiancato allo standard di terapia di linea avanzata trifluoridina tipiracile un antiangiogenetico bevacizumab, dimostrando un ampio beneficio in sopravvivenza per la prima volta a favore dell'utilizzo dell'antiangiogenetico nelle linee avanzate.